3 giorni intensi per il capoluogo berico. La politica con la P maiuscola si trasferisce in Veneto, in particolare a Vicenza Ovest, in Fiera, dove si è aperta l'assemblea annuale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Forze dell'ordine in prima linea, carabinieri, polizia, dalla mattina hanno presidiato la zona, mentre la polizia municipale controllava la viabilità opportunamente modificata per l'arrivo di centinaia di primi cittadini da tutto il paese, ma soprattutto per l'arrivo del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e per i prossimi giorni del Capo del Governo Gentiloni e dei diversi ministri. Bonificata l'area con i cani antiesplosivo, mentre i camion dei Vigili del Fuoco stazionano a poca distanza. I parcheggi della fiera e le vie attorno col passare delle ore si sono rapidamente riempiti, mentre la viabilità invece ne ha risentito. Sindaci arrivati alla spicciolata tra chi era chiamato alla riunione del Consiglio nazionale e chi, arrivato per tempo, si è dedicato agli stand allestiti. Un'occasione per tutti questa 3 giorni per un confronto, per far sentire la loro voce e cercare di avere delle risposte su temi caldi come l'immigrazione. I comuni sono stati messi e sono sotto pressione per la presenza massiccia di questi immigrati e quindi è un problema che bisogna risolvere. Quale occasione migliore per confrontarci con le istituzioni proprio in queste assemblee? Ma anche su cose più immediate che riguardano direttamente la vita di tutti i giorni dei cittadini. Noi chiediamo quello che chiedono i nostri concittadini, quindi maggiori possibilità di interventi anche nelle cose pratiche, nelle piccole cose, quindi possibilità di spesa, di progettualità che poi vada a concretizzarsi, servizi. C'è poi la questione dei bilanci troppo stretti, una burocrazia che strozza, sindaci che sono in prima fila e che oggi vogliono essere riconosciuti. Tanto un riconoscimento di un lavoro importante, quindi anche un ascolto più netto a mio avviso e anche un riconoscimento di questo impegno civico e poi un'autonomia vera, soprattutto di spesa.